Covid, una battaglia non solo sanitaria ma anche politica con i sindaci in prima linea. Una lunga trincea col filo spinato dei DPCM e il solco profondo delle difficoltà economiche e sociali, per cui i comuni e le province rappresentano le fonti primarie dei servizi ai cittadini e alle attività produttive. Oggi il sottosegretario al Ministero dell'Interno Achille Variati annuncia che nella conferenza Stato-Città è stata raggiunta l'intesa sulla seconda rata dei fondi previsti dal governo, in tutto 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni a favore dei comuni, 450 milioni per le province e le città metropolitane. Dopo il mezzo miliardo già erogato nei mesi scorsi, con l'80% ai comuni e il 20% alle province, vengono così distribuiti gli ultimi 1.200 milioni, di cui 108 sono destinati a comuni e province venete. Come sottosegretario veneto, da quando sono qui al Viminale non mi sono mai fermato nell'impegno a sostegno degli enti locali, essendo stato io sindaco e sapendo tutte le sofferenze degli enti locali in questo periodo estremamente buio. Ecco, oggi un'altra buona notizia: 80 milioni saranno dati ai comuni e circa 28 milioni alle province venete per far fronte alle minori entrate rispetto alle spese che i comuni hanno dovuto sostenere. Un conguaglio 2020 che dà anche un primo viatico positivo per i mesi del 2021. I comuni avevamo detto che non sarebbero stati lasciati soli e così è stato.